Bella raga, ciao a tutti, come Don Veneziano, siamo in Canada, pioggia, diluvio incredibile e pole position per Gerardo Berger, prossimo secondo, noi solo sesti, quindi come ho detto nulla è scontato in una gara favorevole, ma con la pioggia proprio non mi sono trovato. Vabbè, insomma, così. E niente raga, quindi adesso non capire, a questo punto possiamo anche gestire la gara, adesso non ci sia pioggia, per fortuna no, e si gode. Vai raga, vediamo cosa combiniamo. Qualificazione che è un po' deluso, ma con la pioggia non è semplice, lo sappiamo. Go, go, go. Andiamo? Ma che cazzo fa? Ma guarda che mi rallenta così. Guarda, 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 vai. Cagarda. E vediamo che passo abbiamo, che se appunto sappiamo che le McLaren sono devastanti. Ok. E vediamo che passo abbiamo qui a Montreal, come si suol dire, come dicono quelli bravi. A Montreal. Abbiamo Prost dietro. E vediamo se c'è il passo per prendere i primi. Chiaramente non posso sbagliare nulla, eh. Questa è anche una gara iper favorevole, come si suol dire. Ok, primo giro andato. Ed è Paul fastest di Berger, ovviamente. Berger vola e questo è positivo, anche se Prost non vince io godo. Berger che l'altro fino a 4 gare dalla fine era in corsa per il mondiale, ricordiamolo. Sta volando Gerardo. E finora 4 vittorie e un ritiro. Berger vola, Mansell è già 5-3. Da fare sta McLaren mi trovo da Dio, c'è poco da fare. E siamo a caccia. E però se ce lo pappiamo. Capelli, capelli, capelli fuori. No, mamma mia. Attenzione, Berger ha problemi. Ha problemi Gerardo, signori. Gerardo ha problemi. Incredibile, qualcuno ci ama. Avevo il piccolo Alain dietro. Ma con sta macchina mi trovo bene, giro da Dio, quello mi aiuta molto. Ho un feeling con sta macchina meraviglioso. Veramente rischiamo di fare l'unplane se non ho problemi tecnici. Non capisco Berger ai box, perché in realtà secondo me lo superavo, però Berger ai box non me l'aspettavo. Non so. È una Ayrton devastante.
2 secondi e 2 quasi. Fuori Nannini. Slesandro. Già tanti ritiri. Ragazzi, stiamo massacrando già prossimo, siamo a 2-7. Siamo a professionista ancora, non mi sono permesso di mettere asso, ma siamo devastati. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Ok, hanno spostato la vettura. Ho una tenuta con sta macchina, posso frenare all'ultimo secondo e questo mi sta dando veramente, veramente un exploit incredibile. C'è un dominio rispetto alle altre devastante. Ok, prova a mettere asso, per me non c'è problema, Qua oltre che il livello è proprio la mia capacità di poter guidare al limite finalmente. È un dominio questo. Per il momento. Adesso che abbiamo preso ritmo stiamo massacrando Alain. In qualifica faccio più fatica, ma in gara c'ho un passo. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. E qua forse ancora fastest. Boom. Stiamo girando da fenomeni però, La prossima gara proviamo asso, sono curioso. Veramente Ayrton vuole distruggere il modello, ragazzi. Succede anche nella realtà che i piloti vincano tutte le gare. Negli ultimi anni abbiamo visto cosa è successo. È chiaro che c'è meno pathos in questo momento, però è una goduria guidare questa McLaren. Prost a 7 secondi. Attenzione, problemi? Ho qualche problema? Non ci credo, forse ho qualche problema. Problemi al motore, non ci voglio credere. Capito? Ecco, problemi al motore incredibili. Anche se non vedo fumo dietro, non capisco qual è il problema. Sono bloccato. Forse è il cambio. Vincere. Ecco, visto? Ecco. Questo è il GP4, signori. Problemi. Devo andare ai box a questo punto. No, il motore brucia. Eccolo qua. Fiamme. Incredibile.
Pazzesco. Gara che stavo dominando. Mi ritiro. Questo mondiale non è scontato. Sto mondiale non è scontato. C'è molta meno affidabilità rispetto all'anno scorso, eh? Già il secondo problema che ho di rottura del motore. Rimango primo, ma mi recupera i 9 punti Prost se vince. Ritiro per Ayrton Senna. Pazzesco, che mondiale, sì, che mondiale. Possiamo dominare, ma i problemi tecnici sono all'ordine del giorno. Ritiro, è ufficiale adesso, ritiro per Ayrton Senna. Perdita dell'olio. Mamma mia ragazzi, il Policar malissimo, ho restituito la macchina non come le prime gare. Cioè, non mi aspettavo sto ritiro per... sinceramente per problemi all'olio. Per verità anche Prost, Phoenix, siamo là, quindi solo nono tempo. Vedi, altro che semplice, qua so cazzi ragazzi, so cazzi. Paul per Nigel, ma se speriamo non ci sarà pioggia, so cazzi. Ok, ciao. Vai raga. Qua non c'è ritmo, ma almeno il secondo posto lo possiamo ottenere secondo me. Ok, sfruttiamo la partenza che è sempre stellare. Mamma mia, è già second place. Grandissima partenza, il problema è che c'è un signore che si chiama Alain Prost che qua pompa come un pazzo scatenato. Attenzione, Mansell rompe i maroni. Vediamo se c'è ritmo per prendere Alain. Adesso si inizia a battagliare sul serio, secondo me. 6 punti diventato su Senna, 29 Prost, 36. Scusate, 7. 29 Alain, 36 Senna. Sulle due curve dove guadagno di più. Fastest di Ayrton, perché qua si calcola il giro in maniera diversa rispetto alla realtà sul first lap. Dove perdo molto è questa curva, un po' dopo la prossima due. Adesso vi faccio vedere dove perdo tantissimo, però ho fatto una qualifica di merda perché sesto posto con sta macchina è vergognoso. Va bene, male vado bene, perdo tanto in questa e quella dopo. E questa qua, eccole qua. Queste due, le ultime due, sono quelle dove guadagno di più. Soprattutto questa. Dai, siamo a livello asso, ragazzi. Boom, ancora fastest comunque, che giro bene, fioi. Devo dire che qua ho trovato la mia dimensione in questa macchina. Non sarà sempre così, ma voglio godermelo sto 89. Ma veramente sono per girare ad asso, ragazzi, perché adesso sarà una modo tarata un po' diversa, ma... Comunque c'è anche Jean Alesi, bellissimo, c'è Jean Alesi. Qua vado anche bene in realtà, è queste due che proprio... Malissimo questa. Adesso dovrei sperare nell'ultimo giro 2 c'è qualche doppiato. Ma li può rallentare Alain, speriamo. Ed è chiaramente essere vicino, perché se no serve poco.
Un secondo. C'è Berger terzo. La Ferrari la stiamo già distanziando, ma ci sta perché McLaren anche quest'anno non ha creato una macchina ma un missile. Dai, Come, dai. Non mi spiego le qualifiche che non riesco a indovinarle, a parte le prime gare. Questa non l'ho presa benissimo, però neanche a lei. Buona. Siamo là con Alain. Questa è la sfida che ci piace. Credo che veramente l'incendio la McLaren in Canada non me lo. Mansell comunque ultimo, ragazzi, incredibile, problemi per Mansell. Che pittore il Cuba. No, siamo vicinissimi adesso. E insieme ad Alain. Fastest. No. Vai. Assolutamente non posso toccare Alain. Alain torna davanti. Nessun ritiro per il momento. Siamo quasi a metà gara. 7 punti di vantaggio per il brasiliano. Mamma mia, le mani distrutte, è durissimo, è bellissimo, che duello con Alain. Non sarà facile superare il francese. Quattro a 9 la Berger, questo è importante, secondo me, almeno un secondo devo arrivare. Qui a Paul Ricard. Che lotta, ma Ayrton proverà il sorpasso, è sicuro. Qua esco benissimo. E Senna in primo posto, è incredibile sto uomo. Capelli fastest, oddio. Fastest di capelli.
E mo vediamo. Però stai vicino. Ai ai ai. E qua dove perdo sicuramente. Però il fastest di capelli mi gasa. Mamma se è dura, mamma se è dura. Forse perché doppiato lo becchiamo, speriamo bene. Deve essere alleato, se potrebbe essere invece un rivale. Me ne sto andando adesso. Mamma mia ragazzi come giro però adesso non mi si può dire niente, cazzo. Sarebbe capelli ancora ragazzi, capelli al boost. Qua o vinciamo o ci ritiriamo, sembra così per il momento. Prost è 1,7 ragazzi. Ultimi giri spettacolari di Ayrton. Questa potrebbe essere forse la più bella vittoria, che più di Phoenix, perché qua veramente ho lottato con Prost da fenomeno. Però vediamo. E boom. Mamma mia, 4 laps. Manca ancora tanto. Quattro laps. Che classe. Se ne sta andando Ayrton, 2-2. Per il momento gara perfetta. Signori, gara perfetta, anche se il fastest ce l'ha Capelli per adesso. Per Capelli è secondo. Problemi per Prost forse? Ovvio che credo. Alesi ottavo, grande Alesi. Ragazzi, Capelli ha superato Alain. Mostruoso. Questo è veramente un altro colpo per me. Cazzo, Capelli mi sta i capelli. Al boost Capelli. Capelli show. 1,9. Ragazzi, Capelli si sta inventando la gara della vita, non ci credo. Ho Capelli dietro il culo, signori. Modena ai box. Modena ai box. Capelli ancora. Capelli a 1-1. Signori, Capelli. Sto vanificando. Sto rischio la vittoria perché Capelli si sta inventando i giri della vita. Gara della vita per Capelli. A 2 laps, Ravenang. E anche doppiati. Attenzione Capelli! La battaglia non è con Alain ma con Capelli adesso. Sta rubando punti a Prost e Godo, ma li vuole rubarli anche a me. Capelli vince, viene giù lo stadio, ragazzi.
Yellow flag, che minchia succede qua davanti? Ok. Vedi doppiati, ce l'hanno con me, Nannini. Per piacere. Ma guarda sto minchione. Ultimo giro. Un secondo. Può essere veramente la più grande vittoria della storia. Ho fatto 7-8 giri con Prost da paura e c'è Capelli. Nannini out, l'unico ritiro. Sta maturando la quinta vittoria in 7 gare. E le altre 2 però ritiri, incredibile, perché veramente stagione ma senza senso. Ora yellow flag. Stanno spostando. Calma. Vai. Capelli a 1,4. Guarda che roba! Non ci credo. E vince Capelli. No, non ho parole. Il più grande furto della storia, mi hanno bloccato. Silenzio stampa. Mi sembrava strano. Qua la classifica mi dà però vittoria mia. Vittoria di Ayrton. Cioè, adesso cerchiamo di capire, forse è stato un errore della sovraimpressione. Aspetta un attimo. Costruttori, anche qua sono davanti. Andiamo a vedere. No, sì, vittoria di Ayrton per 0-0-0-2. Non ci credo. Errore nella grafica, godo come un porco, cazzo. Andiamo a vincere. Beh, dai, questa è la vittoria delle vittorie. La vittoria delle vittorie. E godo. Sì. Ragazzi, niente. Silverstone male, incidente sotto la pioggia. Diluvio, 100% di pioggia. Pole di Berger, Prost non si becca mai la pole. Noi però ultimi. Sono riuscito a fare un giro perfetto, neanche uno perfetto. Quindi si parte ultimi qua. Devo fare una bella rimonta a livello asso. Non è proprio semplicissimo. Non è prevista pioggia in gara. Però sono in qualifica finora. Che bello. Vai raga, purtroppo partiamo ultimi, devo fare un altro mezzo miracolo. In una gara che non amo, però. In gara non piove, questo è positivo. E subito Ayrton, che simbola verso l'Eternity. Alla curva Cops. È un mondiale strano per noi questo, o benissimo o malissimo. L'unica cosa che mancano sono le pole. Dopo le prime 3 pole non sono riuscito a fare una pole, porca miseria. Siamo già 14esimi, però sarà dura recuperare qua. La macchina è forte, però non ha un passo devastante qui a Silver, e mettiamoci anche il stall. Devo cercare di limitare i danni se possibile qua. Madonna. No. A Silverstone no pass. Mamma mia. Total disaster. Attenzione. Attenzione Alain. È devastante il piccolo Alain. Io devo fare i punti qua. Prost già in fuga, mamma mia. Fuga prostiana. Non suona benissimo, ma è così. Ma purtroppo no pass come indiano qui in Inghilterra. Non riuscire a fare qualche punto, non posso fare o vittorie o 0 punti, cioè
Mi sono rotto un po' i maroni, con tutto il rispetto. Veramente a un passo da cioccolataio. Male, male, male. O vittoria o 0 punti per il momento. Attenzione. Molto prosto, fuga prostiana. Io giro lento, sono lentissimo. Male, male, male oggi purtroppo. E purtroppo non è una gara con tanti ritiri. Questo certo non mi aiuta. Non può rischiare però. Difficoltà per Ayrton oggi. Dai però, dai però. Sono tanti molto vicini, quindi qualche punto potrei portarlo a casa. Magari arriva il ritiro di Alain. Magari. Non sento bene la macchina oggi però. Attenzione, un ritiro intanto non è Alain. Quando non si ritira Alain io non sono felice. Mamma mia, qua grandissimo sorpasso di Ayrton. Che è fuori. Nona posizione. Davanti ho molto vicina la zona point. Non so aver pazienza. Metà gara quasi però. Ho dei punti dove perdo, dei punti dove guadagno. Un po' la classica gara comendiana, dove non sono favorito. Se le stanno dando di santa ragione davanti. E qua dove guadagno tanto. Mamma mia ragazzi, Alain. Spettacolo, Alain gira 3 secondi più veloce di me. La cosa non è molto simpatica. No pass a Silverstone, no pass, no pass. Mi miglioro un po', ma... ho bisogno del ritiro di Alain. Scusate ragazzi, ma gufo. Attenzione, bloccaggi davanti. Questo è un altro punto dove guadagno molto. In realtà forse arrivo sesto se mi va bene. Un punticino irridato, nella migliore delle ipotesi. Guarda come se le danno, ho bisogno di ritiri davanti, ho bisogno. Guarda come se le danno, guarda che roba! Che gioco! Ok. Siamo sesti. Il problema è che sono troppo in fuga il resto del gruppo. Eh sì, adesso so cazzi. Adesso ho bisogno di qualche ritiro davanti. Se no è solo un punticino irridato. Purtroppo Montreal grida ancora vendetta. Qua abbiamo capelli ragazzi.
È un fenomeno, Capelli. Ma forse potrei prenderla in pieno, non mi fido però. Non sento la macchina al top. Sto perdendo, niente da fare. Se mi va bene finiamo sesti. Quindi un solo punticino. Purtroppo. Sapevo che Silverstone non è certo una gara favorevole. E il ritiro di Montreal che è proprio abbastanza inaccettabile per come si è sviluppato. Questa gara è fiamme e classe. Perché pur Riccardo ha fatto una vittoria sensazionale. Ritmo insostenibile dei primi. Sì, non riprendo neanche se vuoi. Attenzione Capelli, rompi i maroni Capelli. Molto ricco. Oh, Capelli ragazzi, il fenomeno. Sono sempre contro Capelli. Nannini purtroppo a 9-2. Proprio non c'è passo. No pass. No pass. No pass. C'è poco altro da dire. È bello vedere yellow flag, Alain. Non possiamo sempre aver culo. Guarda che rischio. Modena iBox. Sul rettilineo non sono veloce. Purtroppo. Quanto ha rotto i maroni Capelli. Gara un po' così. Diciamo di fare almeno sto cazzo del punto. Però la lotta Prost e Senna è incredibile. O vince uno o vince l'altro. Non ci credo. Alain fuori. Trasmissione. Alain è fuori. Non ci credo. Alain è fuori. Fiamme, classe e fortuna. Alain è fuori. McLaren che ha problemi di affidabilità quest'anno. Stava dominando il piccolo Alain. Adesso devo arrivare quinti, è fondamentale arrivare quinti, sono 2 punti pesanti come un film di Fassbinder. Mamma mia. Veramente no sense questa McLaren. Fortissima ma molto più fragile rispetto all'anno scorso. Devo fare 2 punti, punto. Scusate il gioco di parole. Incredibile Alain. Mamma che ritiro pesante per Alain. Che ancora un giro e Capelli è veramente fenomenale. Signori Capelli come Maradona, un fenomeno. Tanto Mansell vuole vincere, può vincere Nigel. Non posso gestire purtroppo. Ma è incredibile il ritiro di Alain. Sì, e questa è la finale. E comunque è sicuro che non vince la McLaren. Incredible. Mamma mia, Silverstone, gara per la McLaren veramente orrenda.
Yellow flag, chi è non lo so. Quarti, siamo quarti, incredibile, siamo quarti. Chi cazzo si è ritirato? Si è ritirato uno davanti. Non so chi però. Mansell, si ritira anche Nigel, non ci credo, si ritira anche Nigel. E siamo quarti, vince Nannini, un italiano e sono contento. Ma Senna prende un quarto posto, no pesante, è più. Yes! Yes, yes, yes. Ragazzi, ecco la classifica. Senna a più 15, raga, veramente è una stagione positiva. Però sti due ritiri, anche Senna ha fatto due ritiri, ma tante vittorie. Patrese buono terzo, poi via tutti gli altri, da notare Nannini, 9 punti, una sola vittoria. Qua stiamo dominando la costruttori, ovviamente. Senna domina le vittorie, Senna comunque è primo anche nelle pole. Insomma, una McLaren devastante con un Senna che vuole vincere il secondo titolo iridato. Raga, un saluto del Quendone veneziano. Ciao!